Ricordavo un tempo come i canali erano i fossi cosiddetti, erano un momento di svago, si andava a giocare, i ragazzi non della nostra generazione, ma facevano anche il bagno, quindi erano momenti dove il canale, il fiume, il corso d'acqua era percepito come un momento ambientale, pulito, sano, l'acqua, la risorsa. Parte dai canali della loro manutenzione il convegno che alza il sipario su terre evolute, Festival della Bonifica, che riporta per il terzo anno consecutivo a San Donà di Piave la tematica dell'acqua, una tematica indagata appunto dalla gestione gentile dei canali. La cosiddetta manutenzione gentile è un po' l'argomento del giorno, perché è un cambiamento di mentalità nell'operare da parte dei consorzi. Attualmente stiamo anche studiando qual è la migliore forma di agire all'interno della stessa cosiddetta manutenzione gentile. Ripeto, tutto un mondo da scoprire, una sfida molto importante e interessante, dal quale però non si può prescindere. Presentato nel primo appuntamento la seconda edizione del manuale di gestione, che è la sintesi di oltre 70 esperienze sulle pratiche dedicate ai corsi d'acqua ed è frutto della collaborazione tra Veneto Agricoltura e ANBI Veneto. Io di fatto ho raccolto l'esperienza realizzata dai consorzi di bonifica veneti, che negli ultimi 20 anni hanno realizzato appunto almeno 70 interventi di riqualificazione dei canali. La prima edizione del manuale 10 anni fa dava i principi, ecco, adesso è bello vedere come 10 anni dopo i consorzi di bonifica del Veneto hanno preso quei principi e li hanno trasferiti nella loro vita quotidiana, nei loro progetti. Ci sono decine e decine di esempi pratici che il manuale porta e da questo punto di vista è un qualcosa che è unico a livello nazionale e penso verrà anche ripreso un po' fuori dalla nostra regione.